Caterina Chinnici da Agrigento rappresenterà il PD alle primarie del 23 luglio. Serviranno ad eleggere il candidato alla presidenza della regione che rappresenterà la coalizione progressiva. Tragedia alla Scala dei Turchi, muore turista. Furti a Canicattì, 36enne ravanusano arrestato per aver minacciato il padre. 6 anni di reclusione al 77enne di Licata per tentato omicidio. Aggredito medico al policlinico, i parenti di un'anziana ricoverata fanno irruzione al reparto fratturandogli l'omero. Covid, la Sicilia sfonda quota 1000 Covid. La regione corre a un nuovo modello di organizzazione. Rassegna letteraria a Realmonte, Agrigento ricorda il bombardamento del 1943. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Partito Democratico Siciliano ha scelto Caterina Chinnici per essere rappresentato alle primarie del 23 luglio che serviranno a stabilire chi rappresenterà la coalizione progressiva alle regionali e dunque il candidato alla presidenza della regione. Le primarie vedono una competizione tra Chinnici per il PD, Fava, leader del Movimento 100 Passi, e Floridia per i 5 Stelle. Ieri, assemblea provinciale del PD ad Agrigento, presente la stessa Chinnici, il parlamentare regionale Michele Catanzano e Simone Di Paola, Giovanna Iacono, rispettivamente segretario e presidente provinciale del PD. Il nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole Chinnici, le ragioni di questa sua candidatura quali sono? Le ragioni della mia candidatura sono l'amore verso questa terra. Io sono siciliana, profondamente siciliana, legata alla mia terra, e dopo aver fatto un'esperienza molteplice in diversi ambiti, in ambito istituzionale, in ambito di governo, nell'alta amministrazione e adesso anche in ambito europeo, credo di poter mettere a disposizione, a servizio dei cittadini siciliani questa esperienza per cercare di dare davvero una svolta, per portare la Sicilia verso un cambiamento che la valorizzi e che valorizzi quanto di bello c'è in questa terra. Non sono un politico di professione, si è pensato ad un campo progressista, che potesse lavorare insieme già in questa prima fase, però esprimendo delle candidature sulle quali saranno i cittadini a pronunciarsi attraverso il meccanismo delle primarie. Le proposte per convincere i siciliani a votare diversamente dall'attuale governo? Ma guardi, io credo, e lo credo non perché sia una mia idea, ma perché delle persone che vengono in Sicilia mi hanno detto che la Sicilia in questo momento sta manifestando proprio questa voglia di cambiamento, questa voglia di venire fuori forse da una condizione un po' più, compressa. La Sicilia ha tanto da dare e forse è arrivato il momento di tirar fuori tutto questo, e allora io con l'esperienza che ho avuto, con la prospettiva europea, io credo di poter essere un po' quel stimolo al cambiamento, guardando soprattutto ai giovani. Io ho un rapporto bellissimo con i giovani da sempre e conosco tantissimi ragazzi in Sicilia, so la voglia che hanno di valorizzare la loro terra e di poter esprimere nella loro terra le loro ambizioni, cosa che purtroppo oggi non sempre accade. E allora, siccome io da siciliana voglio che i nostri ragazzi rimangano qui, se è questo quello che vogliono, e che però qui possano avere le giuste opportunità per esprimere le loro capacità, i loro sogni, realizzare le loro ambizioni, allora un motivo forse della mia candidatura è uno stimolo a dare a me la fiducia, è che io intendo davvero battermi per la Sicilia, intendo davvero con responsabilità, perché credo che la politica debba avere responsabilità, lavorare perché la Sicilia abbia ruolo anche a livello europeo, possa diventare la punta avanzata nel Mediterraneo dell'Unione Europea. Purtroppo i giovani partono e non riescono a trovare un lavoro, questo è un grandissimo deficit della Sicilia, quindi far ritornare i siciliani, i giovani siciliani è una grandissima ambizione, ci riuscirà, ci potrà riuscire? Dovremmo creare le condizioni perché loro vogliano tornare, nel senso che dovremmo
assicurare loro non solo una formazione di livello elevato, perché ce l'hanno, ma dovremo fare in modo che quella formazione loro poi possano spenderla trovando qui in Sicilia le giuste opportunità di lavoro. I ragazzi che sono fuori amano la Sicilia, non vanno via perché sono disamorati, vanno via perché non trovano le opportunità e allora bisogna rimotivarli ad amare la loro terra, a continuare ad amarla stando nella loro terra. Ci sono tanti problemi della Sicilia, uno di questi è quello dei rifiuti. Da Presidente futuro, come intende risolverlo? Ma guardi, io ho un modo di lavorare che forse mi viene appunto dalla mia esperienza maturata per gran parte in ambito non politico, no? Io affronto, diciamo, le cose con metodo. Il primo step è conoscere bene il problema. Sappiamo tutti che c'è un problema di rifiuti, però fare quello che sto facendo in questo momento, incontrare le persone, cercare di capire veramente qual è il problema e come viene vissuto, è il primo momento. Poi analizzare e trovare la soluzione più giusta e allora sicuramente la differenziata, che in alcune zone funziona e in altre purtroppo ancora no. Sicuramente gli impianti di smaltimento, so che alcuni sono già finanziati ma non sono stati realizzati, quindi rivedere questo piano di impianti di smaltimento. Si parla del termovalorizzatore. Potrebbe essere una possibilità, fatto però naturalmente con le dovute cautele, la dovuta attenzione ovviamente all'ambiente ma soprattutto alla salute dei cittadini. Quindi io immagino un diverso ventaglio di possibilità, però nell'ambito di un piano complessivo che affronti il tema in maniera, diciamo, univoca. Grandi interessi appetibili alla mafia, lei magari ne sa qualcosa, questo purtroppo è una mafia che si è rinnovata nel tempo, però è sempre presente, in particolare per gli appalti pubblici. Lo so e qui mi piace e da un lato mi dispiace ricordare che io ho fatto una legge da assessore regionale, una legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, sulla correttezza della pubblica amministrazione, una legge contro la corruzione, una legge che conteneva norme specifiche contro le interferenze della criminalità organizzata di tipo mafioso nell'ambito anche delle gare d'appalto, eccetera. E dicevo, mi piace ricordarlo, però mi dispiace al tempo stesso perché è una legge che purtroppo approvata all'unanimità non è stata mai attuata. Allora sotto questo profilo del tutelare l'amministrazione, quindi gli appalti in generale, non solo quello che riguarda i rifiuti, il primo passo che se dovessi essere il Presidente farò sarà di riprendere quella legge che è pienamente in vigore pure se non attuata, verificarne in alcuni punti, diciamo, eventuale aggiornamento e comunque attuarla veramente, metterla immediatamente in funzione, perché quella legge garantisce davvero la legalità nell'ambito della pubblica amministrazione e la legalità per me è trasversale a tutte le politiche, è presupposto fondamentale del buon funzionamento della macchina amministrativa pubblica. Quindi noi ci crediamo, stiamo sostenendo in forma convinta la candidatura di Caterina Chinnici perché riteniamo che possa davvero essere l'alternativa a questo governo regionale. Le presidenziali avranno ovviamente il loro appuntamento il 23 di luglio, speriamo che ci sia una ampia e buona partecipazione, perché questo è, diciamo, un grande sintomo di democrazia per l'idea che noi abbiamo avuto appunto quando sul perimetro politico si è parlato delle presidenziali, e quindi oggi più che mai siamo qua a Realmonte proprio per incontrare Caterina con il territorio agrigentino, con gli amministratori, con il popolo del Partito Democratico che sostiene fortemente e in forma convinta la sua candidatura. Le prospettive sono quello di dare di sicuro un contributo migliorativo a questa regione. Abbiamo tanto da fare. C'è tanto lavoro da svolgere perché questo governo regionale ha fatto tantissime promesse e di fatto non ne ha mantenuta nessuna, quindi noi con tutti gli auspici siamo pronti a poter essere governo di questa regione per i prossimi 5 anni. Io in questi giorni ho incontrato l'assessore Scilla per rassicurare gli agricoltori perché c'è una delibera
dell'aprile del 2022, che addirittura oltre a danno la beffa, cioè vede aumentati i canoni irrigui, vede aumentato il costo dell'acqua, e noi a che eravamo sulla promessa elettorale del 2017 da parte del Presidente Musumeci di una riforma dei consorzi di bonifica, a che invece oggi abbiamo una riforma che è passata in Commissione Attività Produttive, dove io sono il vicepresidente, ferma al palo, non è mai arrivata in aula. Questo governo regionale, come la riforma dei consorzi di bonifica, anche la riforma dei forestali, come tantissime altre riforme partendo anche da quella dei rifiuti, sono tutte riforme ferme al palo, e quindi oggi gli agricoltori hanno davvero ragione ad essere arrabbiati, perché abbiamo anche un altro aspetto, che il Presidente della Regione qualche settimana fa parlava come se non fosse accaduto nulla dei 31 progetti bocciati su quello che sono di fondamentale importanza, su 400 milioni di euro di investimenti per l'agricoltura. Oggi la base del PD, gli amici simpatizzanti, incontrano Caterina Chinnici. Ecco, ma la domanda che le faccio è: come risponderà Agrigento a questa candidatura? Io spero che risponda bene. Caterina Chinnici è una proposta che parla non soltanto al Partito Democratico, non soltanto al centrosinistra, è una proposta che per la sua storia politica e personale ambisce a parlare alla maggioranza dei siciliani, e del resto gli attestati di stima, di sostegno anche di mondi che non appartengono al Partito Democratico e che oggi sono presenti qui a Realmonte dimostrano che è stata fatta la scelta giusta. Una donna di grande prestigio personale e professionale, di grande riconoscibilità politica, che quando ha proposto la sua candidatura ha sempre riscosso enormi consensi, e io penso che sia pronta a governare la Sicilia e a capeggiare la proposta di cambiamento per la Sicilia e per i siciliani, e Agrigento risponderà, io sono convinto, nel migliore dei modi. Ecco, la compattezza del centrodestra può influire in un'eventuale perdita del centrodestra e vittoria del centrosinistra? La Sicilia potrà scegliere finalmente di andare a sinistra? Io penso che noi dobbiamo guardare alla nostra di compattezza, alla forza del nostro progetto politico, della nostra visione politica. Penso che dobbiamo parlare ai siciliani spiegando le nostre ragioni, illustrando la nostra visione di Sicilia, senza pensare a quello che fanno gli altri. Tragedia alla Scala dei Turchi. Ieri una turista canadese di 53 anni è deceduta dopo aver accusato un malore. La donna, dopo aver percorso la lunga scalinata, è stata colpita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo ed è morta nel parcheggio soprastante. Inutili tentativi di soccorso, anche un elicottero del 118 si è alzato in volo ma non è atterrato, poiché per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Realmonte. La salma è stata trasferita all'obitorio di Porto Empedocle e la procura ha disposto la restituzione ai familiari. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara con all'atere Manfredi Coffari e Nicoletta Sciarratta, hanno condannato a 6 anni di reclusione Giuseppe Aquilino, pensionato 77enne di Licata ma residente in Germania, per il tentato omicidio di un agricoltore 50enne. I giudici hanno altresì disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro in favore della parte civile costituitasi. La vicenda risale alla scorsa estate, quando i carabinieri della compagnia di Licata arrestarono il pensionato. Quest'ultimo aveva avuto una discussione con l'uomo a cui affittava il garage. Dopo essersi allontanato è tornato armato di una pistola regolarmente detenuta ed esplodendo diversi colpi verso il balcone. L'accusa sostenuta dal sostituto procuratore Barbara Marzia Grazia Cifalino chiedeva la condanna a 7 anni di reclusione. La difesa, rappresentata dall'avvocato Angelo Balsamo, ha sempre sostenuto la non volontà di uccidere dell'uomo ma di voler sparare in aria. I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno arrestato un 36enne disoccupato per aver violato il procedimento di divieto di avvicinamento ai genitori a cui era sottoposto. L'uomo è andato sotto l'abitazione dei congiunti e ha iniziato a minacciare pesantemente il padre. Una storia familiare difficile, caratterizzata appunto da un provvedimento del giudice che aveva un po' imposto al 36enne l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi dei familiari.
Violenta aggressione al Policlinico di Palermo. I parenti di un'anziana ricoverata hanno fatto irruzione nel reparto di gastroenterologia, hanno vandalizzato la sala medici e hanno picchiato brutalmente il medico di turno, fratturandogli l'omero e causandogli altre gravi lesioni. Per sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato i due aggressori. Intorno alle 22 il medico avrebbe chiesto alla figlia della paziente di allontanarsi dalla sala di degenza in quanto l'orario delle visite era già terminato da tempo. A questo punto la donna avrebbe chiamato gli altri due parenti che si aggiravano tra i viali del Policlinico. I due uomini sono riusciti ad aggredire la vigilanza e sono saliti in reparto. Il medico è stato preso a calci e pugni. I due aggressori gli hanno scaraventato addosso una scrivania. Vediamo. Perché l'aggressione al pronto soccorso è cosa ti aspetti che quello fuori stia pensando? Quel paziente... In tutta Italia esiste un grande problema, la carenza dei medici. Oggi sono qui perché con CIMO, la federazione, abbiamo voluto condividere alcune proposte che vorremmo anche presentare alla Conferenza Stato-Regioni e al Governo nazionale. Se in Italia mancano quasi il 50% dei medici di pronto soccorso, non ci si può affidare alla speranza che arrivino. Serve incentivare economicamente chi lavora nel pronto soccorso e quindi l'auspicio è che il nuovo contratto collettivo nazionale, che prevede una valorizzazione per chi lavora nelle aree di emergenza, possa essere quanto prima operativo, ma serve anche qualcosa in più. Noi abbiamo tantissimi medici con l'attestazione di emergenza sanitaria territoriale che operano nelle guardie mediche, nei pronto soccorso facendo incentivazione, ma che soprattutto operano in ambulanza. Non si capisce perché questi professionisti che fino al 31 marzo potevano lavorare anche in corsia e in pronto soccorso, cessata l'emergenza e ritornati nel regime di ordinarietà, sono impediti di poterlo fare. Allora l'appello è questo, lo faremo alla Conferenza Stato-Regioni, spero di interloquirne ulteriormente nelle prossime ore col Ministro. Può esservi un provvedimento di emergenza a livello legislativo che consenta a tutti coloro che hanno il corso di emergenza sanitaria territoriale di essere assunti anche nelle aree di pronto soccorso. Sì. Come si risolve il problema di sicurezza all'interno dei pronto soccorso? Ma è un problema che è stato affrontato molto, il che non vuol dire che non ci siano casi di sicurezza come quello indegno che si è verificato e che era imprevedibile. Se si realizza una aggressione vera e propria con azioni veramente indecorose, lì non ci può la guardia giurata, non ci può nemmeno la presenza del posto di polizia, ci può la repressione. Ecco, io mi aspetto il massimo della repressione possibile. La Sicilia sfonda 1000 ricoverati positivi al Covid e negli ospedali scatta il nuovo piano per fronteggiare l'ondata estiva, un incremento che ha spinto la Regione a ricorrere a un nuovo modello organizzativo anche in risposta alla richiesta del Ministero alla Salute di potenziare l'assistenza ospedaliera per i pazienti Covid. Adesso tutti gli ospedali si stanno attrezzando per ricoverare al proprio interno anche i positivi asintomatici, spiega Tiziana Maniscalchi, coordinatrice dei posti letto Covid e responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Noi siamo già pieni, dice. Vediamo. No, perché stiamo vivendo momenti di recrudescenza degli accessi e quindi chiaramente ogni volta che aumentano i contagi aumentano anche gli accessi nei pronto soccorsi e quindi conseguentemente aumentano anche i ricoveri. Sotto pressione da tutti i punti di vista, mentre la gente è tra virgolette normale ma in ferie, noi invece siamo lì che dobbiamo garantire sempre e comunque. Questa è una cosa che ovviamente aumenta il burnout, aumenta l'insoddisfazione. Speriamo assolutamente che le istituzioni ci possano venire incontro perché noi non siamo medici che possiamo perdere tempo, ma è ovvio che prima o poi ci si stanca anche di questo meraviglioso e bellissimo mestiere che abbiamo scelto. Ma qual è la situazione all'ospedale Cervello? L'ospedale Cervello per adesso è una situazione abbastanza critica, anche se ancora sotto controllo, in quanto gli accessi sono
raddoppiate rispetto anche alle settimane scorse, raggiungiamo anche picchi di 50 persone al giorno. Devo dire che la gran parte può essere dimessa a domicilio perché si tratta di persone immunocompetenti e vaccinati, una minima parte che non è poi tanto minima perché diciamo 15-17 pazienti al giorno vengono mediamente ricoverati, alcuni di questi con polmoniti gravi, per cui di nuovo il nostro reparto utile è pieno, è possibile che nei prossimi giorni si riapra un'altra pneumologia perché su grandi numeri è chiaro che le percentuali salgono, è tutta una questione di matematica, più accessi, più contagi e quindi percentualmente i fragili sono quelli che in assoluto la pagano di più, perché ricordiamoci questa grandissima differenza tra i soggetti immunocompetenti che come me abbiamo avuto il Covid e che probabilmente ci ha fatto da quarta dose. La differenza è fondamentale invece con i pazienti fragili che non possono dire altrettanto, i pazienti fragili continuano a rischiare e purtroppo continuano anche a morire, anche se in minima parte, anche se le rianimazioni non hanno un numero enorme di pazienti, però le pneumologie e l'utile comincia ad avere un congruo numero di pazienti, sono tutti pazienti estremamente fragili, pazienti che hanno veramente la necessità di essere ricoverati, quindi speriamo bene, speriamo soprattutto nella coscienza civica, perché noi adesso ci apprestiamo anche ad assembramenti notevoli, quali possono essere quelli del festino per esempio. Tutto sì, deve tornare alla normalità, però io chiedo almeno la coscienza civica di andare al festino ma poi di non passare da casa del nonno, perché chi va diciamo, a rischio di contrarre questa malattia è un paziente, una persona che magari sta fuori e sta bene, ma ricordiamoci che poi al ritorno non deve avere contatto con i fragili, quindi questo è il mio appello, attenzione, ognuno è libero chiaramente di ritornare alla vita normale, ma la stessa persona diventa veicolo poi per i pazienti fragili. Furto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, qualcuno ha rubato un saturimetro del valore di circa 300 euro dall'area interna del triage del nosocomio. Proprio poco prima l'apparecchio che serve a misurare l'ossigenazione del sangue era stato applicato a un paziente del pronto soccorso. Formalizzata denuncia a carico di ignoti, i poliziotti della sezione volanti della questura hanno avviato le indagini per provare a risalire all'autore del furto. Non è stato reso noto se nell'area di ingresso al triage vi siano o meno impianti di videosorveglianza. A Canicattì svaligiate 2 abitazioni in via Costamante e Contrada in Pisu. Nel primo episodio dalla casa rurale di via Costante ignoti malviventi hanno portato via di tutto, dai lampioni con palle di vetro alle panche in ferro battuto, una ruota di un carretto siciliano, un ventilatore, un frigorifero, delle mensole di legno e di ferro. 7 reti da letto singolo, un'intera scaffalatura, una lavatrice e diversi attrezzi da lavoro. Dalla casa di Contrada in Pisu sono stati invece rubati una cucina a legno, un frigorifero, 2 infissi in alluminio, alcune finestre interne e le persiane. A formalizzare le denunce negli uffici del commissariato cittadino sono stati proprietari un 52enne e un 47enne. I poliziotti hanno avviato l'attività investigativa, non escluso che ad agire possa essere stata la stessa mano criminale. Stop agli incidenti sul lavoro. Ordine degli ingegneri e INAIL siglano protocollo d'intesa. Vi sarà una maggiore collaborazione operativa fra i 2 enti agrigentini. Vediamo. Presidente, parliamo di questa convenzione che oggi firmate qui con l'INAIL di Agrigento. Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questa iniziativa? Direi che questo è un evento storico, effettivamente un momento importante di crescita dell'ordine per la sua costante attività di interazione con gli enti pubblici protagonisti dei settori in cui i nostri colleghi si misurano ogni giorno. Quello della sicurezza ovviamente direi che è uno di quelli principi. E l'INAIL ovviamente è, quindi il suo direttore, il dottore Buscemi, da poco in provincia di Agrigento, la cui professionalità è arcinota perché ha un'esperienza nel settore pluriennale in altre sedi anche regionali,
per noi è stata un'occasione ghiotta per promuovere subito un protocollo d'intesa per far sì di svolgere insieme delle attività importanti a supporto dei colleghi, ma direi anche a supporto della collettività, perché questo momento oggi sia per l'INAIL che per l'Ordine di Agrigento va nella direzione con la quale l'Ordine e i stakeholders e le istituzioni e i soggetti pubblici si aprono al mondo esterno, se mi consentite, all'uomo della strada, perché crediamo che quando parliamo di sicurezza, parliamo di superbonus, parliamo di aumento dei prezzi per i cantieri, parliamo di regolamenti edilizi che devono essere rifatti, sono tutte cose che, sebbene materia di diretta, diciamo, come dire, di diretta importanza per chi è operatore del settore, in realtà hanno delle ricadute immediate per l'uomo della strada e per il cittadino. Cioè, basti pensare a quello che sta succedendo col superbonus, e noi come professionisti stiamo cercando di capire come far capire al governo che non si possono cambiare le regole durante la partita cominciata, così come ci stiamo muovendo con varie commissioni anche a livello nazionale, facendo sentire la nostra voce per la questione dell'aumento dei prezzi anche nelle opere pubbliche. Voi comprendete bene che quando un'impresa si trova a dover aggiudicarsi un appalto che era costato 100 e adesso deve comprare i materiali e spendere 120, 130, o decide di non partecipare a quella gara, o se partecipa perché si compra un contenzioso. Questo significa che le pubbliche amministrazioni vedranno non completare le opere pubbliche e solo vedersi implementare il lavoro dei loro avvocati. Questo non è nella direzione giusta, non è nella direzione dello sviluppo del nostro territorio, che sconta già varie difficoltà di tipo strutturale, ataviche, storiche, su cui non vogliamo entrare. Questa è la sede per rilanciare ancora una volta l'attività nei confronti dei professionisti e del territorio su temi importantissimi, oggi quello della sicurezza dei luoghi di lavoro. A breve partirà un corso il 16 luglio proprio aperto a tutti i professionisti per quanto riguarda la sicurezza proprio nei cantieri, 120 ore obbligatorio per chi vuole fare questa attività. Effettivamente come si attuerà questo protocollo d'intesa? Il protocollo d'intesa nasce proprio attraverso lo sviluppo che è stato fatto all'interno delle varie commissioni. Sono tantissime le commissioni che hanno lavorato, perché quando sono nate si pensava vediamo come funzionano, hanno lavorato tantissimo le commissioni all'interno dell'Ordine, veramente tutte, e le ringrazio tutti i presidenti e tutti i componenti, ma oggi è un'occasione anche importante perché spiegheremo ai presenti anche il nuovo sito dell'Ordine degli Ingegneri, a cui ha lavorato proprio il vicepresidente della Commissione Ingegneri dell'Informazione, Sergio Caramanno, che ha svolto questo compito, diciamo, in assoluto volontariato, rubando tempo alla sua attività personale, e quindi consentitemi un ringraziamento particolare perché è già attiva in cantiere il nostro sito, molti colleghi ci stanno dando ulteriori suggerimenti, ma è veramente bello, una nuova grafica, nuove informazioni, tutto più accessibile, e anche le iscrizioni ai corsi saranno tutte molto più semplificate. Grazie Sergio. Quindi un impegno, diciamo, che si è raggiunto. Ecco, solitamente c'è sempre una difficoltà nel web controllare, ecco, voi come diceva il Presidente avete fatto in modo di renderlo più accessibile, no? Sì, dopo anni finalmente grazie al nostro Presidente Achille Furioso siamo riusciti, diciamo, a dare la possibilità sia a tutti gli iscritti ma anche a tutti i normali cittadini di poter accedere al portale, avere tutta una serie di informazioni innovative e al passo con i tempi. Quindi ogni giorno saranno sempre caricate nuove news in modo tale di essere sempre al passo con i tempi, che l'innovazione non si ferma mai. Oggi siamo ormai nel 2022, nel 2023 avremo anche un'altra piattaforma ancora molto più grande dove saranno dati altri servizi innovativi. Ecco, ricordiamo il sito per accedere. Allora, il sito è www.ordineingegneriagrigento.it, potete visitarlo tranquillamente con una nuova piattaforma dove sarà disponibile sia per i desktop che per i dispositivi mobile. Ecco, parliamo di questa iniziativa qui in collaborazione tra l'INAIL e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Sì, oggi è un evento storico, almeno per l'INAIL di Agrigento. Ritorniamo nel territorio a firmare un accordo, un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri, quindi l'INAIL ente pubblico rafforza le proprie collaborazioni e riavvia un percorso di collaborazione per stimolare la prevenzione, promuovere la prevenzione nel territorio di Agrigento, quindi prevenzione ovviamente degli infortuni e delle malattie professionali. Lei da poco è arrivato qua, quindi questo è un primo passo importante che si fa proprio in sinergia con l'Ordine degli Ingegneri. Sì, è un primo passo di una
rete, speriamo, di sistema di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro che vogliamo riattivare, perché già ci sono tante istituzioni nel territorio che hanno un ruolo di protagonista anche, però se riusciamo a metterli in rete insieme facciamo meglio prevenzione, meglio crescita della cultura della sicurezza, quindi miglioriamo questi aspetti e rendiamo il territorio più consapevole dei rischi che si corrono nel lavoro, per strada per esempio, ma anche gli infortuni domestici, quindi a tutto tondo. Oggi abbiamo questo incontro, questo protocollo d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri, parleremo di cantieri, luoghi purtroppo nei quali accadono infortuni. Altamente a rischio, i cantieri edili in particolare. Ecco, che raccomandazione fare? Lei già da poco qui ad Agrigento si è fatto un'idea della reale situazione nella nostra provincia, non solo in città? Diciamo, ho iniziato a prendere consapevolezza dei rischi e delle difficoltà del territorio. Sicuramente quello che dobbiamo fare tutti è crescere e far crescere i lavoratori del settore edile nella consapevolezza dei rischi che ci sono ed evitare degli atteggiamenti troppo ottimistici, il cosiddetto ottimismo irragionevole. Cioè, nel lavoro bisogna essere non troppo fiduciosi di se stessi, perché soprattutto gli infortuni accadono alle persone che hanno esperienza, che in base a questo, alla loro esperienza, pensano di poter risolvere anche delle situazioni a rischio. Però è meglio essere attenti, cautelarsi e evitare quelle distrazioni che purtroppo poi possono essere fatali. Una raccomandazione in particolare all'azienda e ai lavoratori di fare una prevenzione massiccia. Sì, diffondere cultura, consapevolezza, attenzione, quindi senso di responsabilità nei propri lavoratori, anche da parte dei responsabili, dei vari responsabili della sicurezza, quindi il responsabile della prevenzione e protezione, il responsabile, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza. Non sono formalità, sono adempimenti seri che se noi riusciamo a comprenderne il valore, alla fine facciamo il bene del nostro territorio, della nostra azienda, del nostro luogo di lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Si fingeva avvocato pur non essendole, avrebbe millantato conoscenze di rilievo al Palazzo di Giustizia allo scopo di convincere i suoi clienti a versarle dei soldi che in teoria sarebbero dovuti servire a sbloccare delle pendenze relative all'acquisto di case. Truffe a Palermo e a Trapani. I dettagli nel servizio. Si sarebbe presentata da avvocato pur non essendolo e avrebbe millantato conoscenze di rilievo al Palazzo di Giustizia allo scopo di convincere i suoi clienti a versargli dei soldi, in teoria utili a sbloccare delle pendenze relative all'acquisto di case. In realtà, secondo quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza di Palermo, era soltanto un sistema messo a punto dalla donna per commettere una serie di truffe, non solo nel capoluogo di regione, ma anche nelle province di Trapani e Messina. Con questa accusa Maria Grazia Cageggi, 52 anni, agente immobiliare, è stata posta agli arresti domiciliari questa mattina delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo. L'ingegnoso sistema avrebbe previsto che la donna proponesse l'acquisto di immobili a prezzi o condizioni particolarmente vantaggiosi mediante una fantomatica procedura all'incanto da lei stessa, denominata procedura PQM. Al fine di monetizzare in tempi rapidi, l'indagata avrebbe rappresentato insistenti problematiche che ostacolavano l'assegnazione degli appartamenti. Tra le motivazioni più utilizzate, che destavano anche preoccupazione agli ignari acquirenti, vi sarebbe stata la necessità di dover provvedere a cancellare sopraggiunte, pendenze penali, ovvero improvvise iscrizioni ipotecarie. Attraverso questa procedura l'indagata sarebbe riuscita in brevissimo tempo ad ottenere oltre 160.000 euro in contanti, somma di cui l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo. Le indagini svolte dai finanzieri avrebbero riscontrato quanto dichiarato dalle numerose testimonianze attraverso l'analisi di movimentazioni bancarie, nonché l'escussione dei querelanti. Come epilogo delle indagini svolte, i finanzieri hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP, che ha disposto, oltre all'applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, l'interdizione dell'esercizio di attività imprenditoriali per 12 mesi e il sequestro di 164.000 euro quale profitto del reato ipotizzato. Borsellino, depistaggio senza colpevoli, no all'aggravante mafiosa, 2 prescrizioni e una soluzione
E nessun colpevole dopo la strage di Via D'Amelio contro il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Vediamo. A una settimana dal trentennale della strage di Via D'Amelio non c'è ancora nessun colpevole per il depistaggio delle prime indagini causato dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. Al termine del processo di primo grado il Tribunale di Caltanissetta ha fatto cadere l'aggravante mafiosa nei confronti di Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, 3 poliziotti del pool stragi comandato dal prefetto Arnaldo La Barbera, imputati di calunnia per aver indotto il falso pentito a mettere a verbale bugie e ad accusare ingiustamente degli innocenti. Come risultato, i reati contestati a Bo e Mattei sono stati dichiarati prescritti, mentre Ribaudo è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Bocciata dunque la tesi della procura di Caltanissetta, che parlava di un depistaggio gigantesco e inaudito che ha coperto alleanze mafiose di alto livello ed aveva chiesto condanne e pene altissime. La sentenza è arrivata dopo quasi 10 ore di Camera di Consiglio. La Corte presieduta da Francesco D'Arrigo si era ritirata alle 10:45 di ieri. Il processo è durato quasi 4 anni e ha visto emettere 100 udienze. Era iniziato il 5 novembre del 2018. Per quanto sarebbe possibile capire, giudici hanno ritenuto che almeno Bo e Mattei fossero consapevoli delle false accuse di Scarantino, ma che non abbiano agito allo scopo di favorire Cosa Nostra. Il ragionamento però diventa chiaro solo con la pubblicazione delle motivazioni. Il Tribunale ha anche trasmesso alla Procura gli atti delle dichiarazioni rese a processo da Scarantino per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il reato di calunnia. Significa che anche in questo processo Scarantino è stato ritenuto un calunniatore, come in tanti processi precedenti a Ribaudo è stato assolto. Il fatto che sia stata dichiarata la prescrizione non significa affatto che siamo in presenza di elementi univoci sulla responsabilità di Bo e Mattei. Dovremmo invece analizzare le motivazioni per capire il percorso dei giudici, dice l'avvocato Giuseppe Seminara, difensore proprio di Mattei e di Ribaudo. Presenti in aula 2 dei 3 figli del giudice Borsellino, Manfredi e Lucia, mentre non c'era Fiammetta. Il marito di Lucia Borsellino, il legale Fabio Trezzino, ammette. Sarà decisivo leggere le motivazioni per capire gli aspetti che potranno costituire i motivi di appello, dice. Il tribunale non ha accolto la nostra ricostruzione, specie rispetto all'aggravante. Il dato che evidenzio è che Bo e Mattei hanno commesso la calunnia, quindi la prescrizione li salva, perché sono fatti di 30 anni fa. L'elemento della calunnia però resta. Diciamo che dopo 30 anni, nonostante il depistaggio, un altro pezzetto di verità viene fuori. Certo, l'effetto dirompente non ci sarà, ma i poliziotti Bo e Mattei non potranno dire che non c'entrano con il reato. Commenta invece Rosalba Di Gregorio, legale di Gaetano Murana, che venne condannata ingiustamente all'ergastolo sulla base delle dichiarazioni di Scarantino. Tra gli imputati invece erano presenti solo Ribaudo e Mattei, mentre Bo ha deciso di non presentarsi. È una sentenza che non ci soddisfa, perché riteniamo che i nostri assistiti sono completamente estranei ai fatti contestati. Leggeremo le motivazioni e capiremo il da farsi, ha detto il suo avvocato Giuseppe Panepinto. Questo in fin dei conti è il 5° processo che si celebra sui fatti relativi alla strage di Via D'Amelio. Al termine della requisitoria, il nuovo capo della procura nissena, Salvatore De Luca, aveva chiesto la condanna ad 11 anni e 10 mesi per Bo e 9 anni e mezzo per Ribaudo e Mattei. Secondo l'accusa è stato La Barbera morto nel 2002 a causa di un tumore, il dominus del depistaggio. Di tutt'altro avviso le difese dei 3 imputati. Nel corso delle ringhe difensive gli avvocati avevano parlato di un castello di menzogne che sarebbe crollato miseramente, con ricostruzioni romanzesche, accuse infamanti, illazioni. Menzogne che hanno provocato schizzi di fango e una gogna mediatica per i 3 imputati nel processo sul depistaggio, sulla strage di Via D'Amelio, ma anche sui magistrati che indagarono subito dopo la morte di Paolo Borsellino.
Il Belvedere Kainon di Realmonte ha ospitato ieri sera la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, promossa dal Comune della città Scala dei Turchi con il coordinamento di Stefano Tesè e Luciano Carruba. Protagonisti gli scrittori Francesco Pira, Michele Di Pasquali e Pasquale Cucchiara. La serata è stata moderata da Antonio Liotta. L'iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni Costa Bianca 2022. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continuano gli appuntamenti con gli autori dei libri nell'ambito della rassegna Costa Bianca Estate, oggi qui in questo posto incantevole. Sì, la seconda edizione di Memoria e Patrimonio è una rassegna letteraria che nasce per valorizzare il nostro territorio, quindi ci sono delle attività che si svolgeranno presso le varie location del comune di Realmonte e si farà cultura, perché noi diciamo sempre che siamo nella direzione della bellezza, vogliamo crescere con questo attraverso la promozione del territorio e la cultura. Pertanto queste sono delle attività che si inseriscono perfettamente negli obiettivi dell'amministrazione. Peraltro stasera una serata meravigliosa in una location meravigliosa ci darà sicuramente la possibilità di apprezzare il territorio di Realmonte, che è vario, che è vasto e che è veramente bello. Sindaco, colgo l'occasione per una domanda, parliamo della Scala dei Turchi e dell'accordo che avete firmato con la Regione per la gestione, un fatto sicuramente importante dopo anni di battaglie e di lotte. Io dall'insediamento non mi sono mai fermata sulla questione Scala dei Turchi e devo ringraziare l'assessorato regionale nella persona del presidente e dell'assessore che hanno proposto questa convenzione per la gestione del sito nelle more che venga definita la transazione. Devo dire che ringrazio anche il privato perché con questo gesto, con questa sottoscrizione dimostra di tenere veramente al territorio di Realmonte, perché solamente l'ente pubblico può garantire una gestione mirata, ossequiosa delle norme e che tuteli a 360 gradi il sito. Allora, parliamo di questa iniziativa, oggi presentate 3 libri di 3 autori siciliani. Sì, siamo alla seconda edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, in una splendida location presentiamo 3 libri, siamo al Belvedere Kainon e presentiamo oggi l'opera di Francesco Pira, docente universitario dell'Università di Messina, dal titolo Piraterie 2 la vendetta. Abbiamo un altro libro di Michele Di Pasquali dal titolo Lascaro, la Sicilia ai siciliani. E infine abbiamo il testo di Pasquale Cucchiara, Quando i Rangers vennero in Sicilia. Quindi abbiamo 3 autori che affrontano il tema della Sicilia e dell'identità siciliana sotto il profilo dell'informatizzazione oggi, come il testo di Francesco Pira, e della storia della Sicilia come sono i testi di Pasquale Cucchiara e Michele Di Pasquali. Un ringraziamento al sindaco Sabrina Lattuca, all'assessore al turismo e spettacolo Leonardo Fiorica e all'intera amministrazione comunale. Questa rassegna continuerà fino al 29 luglio, saremo in location diverse e quindi il mio invito è quello chiaramente di partecipare a questi momenti che fondamentalmente riguardano la nostra storia, la nostra identità e quindi anche la promozione sociale e culturale del nostro territorio. Piraterie 2 è la seconda raccolta delle piraterie che pubblico tutte le domeniche sulle pagine culturali del quotidiano La Sicilia. È un modo per raccontare le curiosità della nostra vita social, quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le gag che facciamo tutti i giorni nel momento in cui proviamo ad usare le tecnologie e non sempre le usiamo nel migliore dei modi. Sono piccoli, brevi racconti che puoi tranquillamente leggere anche sotto l'ombrellone, che fanno sorridere ma che ci devono far riflettere proprio sul nostro rapporto con le tecnologie. Quando i Rangers vennero in Sicilia è un saggio storico che indaga sui fatti del 1943, dei fatti che appunto si svolsero in Sicilia e che condizionarono la riorganizzazione politica della nostra società. Tant'è vero che questo libro non solo parla di storia ma approfondisce gli aspetti politici, antropologici e sociali. Tra l'altro ci sono anche delle interviste a dei testimoni dell'epoca, ultraottantenni e novantenni, che
hanno aperto il cassetto della propria memoria per consegnare un documento storico ancora più preciso e minuzioso. È un romanzo storico e quindi è la storia di un personaggio frutto della fantasia, cioè di un giovane praticante avvocato che dal giugno del 1943 in poi ha la fortuna di svolgere la pratica forense presso lo studio di Andrea Finocchiaro Aprile, cioè di colui che diventerà il leader del movimento politico che infiammerà le piazze in Sicilia tra il 1943 e il 1945, quando la volontà politica del popolo siciliano era quella di andare verso il separatismo e quindi l'indipendenza. È un romanzo storico perché la fantasia si fonde con la storia, con la realtà, e l'ho scritto per i ragazzi, soprattutto per dare loro la possibilità di un revisionismo storico, per abbattere determinati stereotipi, perché i ragazzi pensano che lo Statuto dell'autonomia siciliana sia stato concesso e non frutto di una guerra civile che si è celebrata in Sicilia tra il 1943 e il 1945, e i ragazzi pensano che il siciliano sia un dialetto quando in realtà è una lingua, e che la Sicilia sia una semplice regione quando in realtà è una regione dal punto di vista amministrativo, ma in essa è stanziata una nazione con una propria identità culturale e perché no politica. Sono Teseco, autore di questa iniziativa, un'iniziativa che già l'anno scorso ha avuto un ottimo successo e che ha il pregio di essere itinerante tra i bellissimi paesaggi della costa realmontina. Sì, l'obiettivo è anche questo, quello di valorizzare il nostro territorio in ogni modo, con tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, e per quanto ci riguarda lo vogliamo fare con la cultura, con i libri, lo vogliamo fare sottolineando questo concetto dell'identità che è patrimonio, che è il nostro patrimonio, per cercare di trovare le nostre radici che sono importanti, senza le quali perdiamo la bussola, e quindi è un fatto culturale, un fatto che riguarda la nostra storia e che riguarda sicuramente il nostro futuro, perché noi dobbiamo costruire sulle nostre radici il nostro futuro, che è un futuro che noi vogliamo aperto, che vogliamo possa essere il più positivo possibile per i nostri ragazzi, per la nostra società. Diceva giustamente il nostro sindaco, investire nella bellezza è il nostro obiettivo e questo lo vogliamo continuare a fare. La mattina del 12 luglio 1943 è stata una delle pagine più brutte della storia di Agrigento. Veniva bombardato il centro cittadino, costò la vita di 300 civili. Ieri appuntamento tematico per non dimenticare. Giovanna Neri. Dottore Scimè, oggi ricorre il 79° anniversario del bombardamento su Agrigento, una cerimonia per ricordare quella triste pagina di storia e soprattutto per rilanciare la pace. Sicuramente era il 12 luglio del 1943 quando praticamente su Agrigento caddero le bombe e perirono 300 civili, ma non solo praticamente morti, ma molti feriti. E la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha appunto per legge la tutela di coloro i quali sono rimaste vittime o direttamente o indirettamente, perché anche i congiunti possono iscriversi alla nostra associazione per gli eventi bellici. Ma gli eventi bellici non si sono conclusi soltanto proprio con la guerra, perché ancora oggi continuano praticamente ad esserci delle situazioni in cui taluni vengono a contatto con ordigni bellici e quindi rimangono colpiti nelle proprie carni, e l'associazione ha appunto la tutela di tutte queste persone. Oggi possono iscriversi all'associazione anche i promotori di pace, cioè tutti coloro i quali sposano la causa, il pensiero della pace e della solidarietà. Noi testimoniamo ogni giorno col nostro impegno, andando nelle scuole. Non a caso di concerto con il MIUR sta partendo un progetto Testimoni di Pace, in cui proprio le vittime civili saranno protagoniste e porteranno ai giovani le proprie esperienze, affinché praticamente non ci siano più questi lutti e queste persone colpite nelle proprie carni. Purtroppo la guerra continua, sappiamo benissimo
quello che sta succedendo in Ucraina. L'associazione è stata presente ed è presente per mantenere gli equilibri, tant'è che ha anche promosso una campagna per raccolta fondi. Agrigento addirittura in occasione di una partita di pallavolo e proprio di campionato di nazionale di pallavolo Serie A ha chiesto e ottenuto con grande solidarietà alle atlete della Pallavolo Aragona e del Vicenza di indossare la nostra maglia. E un'altra campagna che abbiamo affrontato e che continuiamo ad affrontare è Stop alle bombe. I consigli comunali e le giunte municipali hanno adottato delibere in cui praticamente hanno stigmatizzato nei confronti della guerra, e quindi sempre per quei concetti di pace e di solidarietà. Devo dire che in provincia di Agrigento, oltre al comune di Agrigento, anche diversi comuni, anche piccoli comuni come Ioppolo Giancascio, hanno praticamente aderito a questa campagna di stop alle bombe, stop alle mine. Noi con il nostro impegno intendiamo sconfiggere proprio con il pensiero, con l'impegno, con la nostra forza delle idee, con la forza delle idee vogliamo annullare addirittura gli stessi ordigni bellici. E quindi praticamente il nostro impegno è quello di educare soprattutto i giovani e le nuove generazioni alla pace, alla solidarietà e alla concordia. Uno studio dell'Università di Messina spiega come e perché la zona falcata sia contaminata e va isolata. Vediamo. Con oggi si chiude una prima fase molto importante, che era quella dell'individuazione dei livelli di contaminazione. Lo studio che ha realizzato l'Università di Messina conferma purtroppo l'elevato rischio su quelle aree, perché ci sono livelli di contaminazione importanti, quindi oggi siamo nelle condizioni di conoscerli e quindi questo documento elaborato è stato già trasmesso alla Regione Siciliana. Non appena sarà approvato noi potremo procedere con il primo vero studio di fattibilità dei lavori di bonifica, e questo consentirà di determinare esattamente le risorse che saranno necessarie per bonificare tutta l'area. La presenza di questi materiali inquinati che inquinano quell'area straordinaria, quanto incide su tutti i progetti che fino ad oggi sono stati annunciati di rilancio? La bonifica è intanto un atto dovuto per rimettere un'area che nei decenni è stata rovinata in una maniera indescrivibile, quindi questo è il primo passo. Poi tutti i progetti di recupero, di riqualificazione dell'area devono scontare questo step iniziale, cioè che per fare qualsiasi cosa prima le aree vanno bonificate. Quindi era necessario questo studio complessivo, anche perché lo prevede in questi casi la norma. Noi adesso creeremo le condizioni per capire esattamente in ogni zona quali sono gli interventi da realizzare, e quindi poi la futura utilizzazione per le soluzioni che saranno individuate dovranno tenere conto anche di questo passaggio preliminare, cioè dei lavori di bonifica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.